Oggi il mio viaggio si ferma a Padova, una bellissima tappa a casa di Andrea Valentinetti nel suo Radici. Andiamo a scoprire cosa preparerà, anzi cosa preparerà per voi per queste feste di Natale. Abbiamo pensato di portare col menù da sport a casa il giorno di Natale. La nostra gallina l'ho completamente rivisitata perché è una gallina in saora alle 3 cipolle, dove andiamo a prendere la nostra gallina sfilacciata, quindi bollita come faceva la nonna per circa 3 ore, poi sfilacciata a mano. La andiamo a condire con un caramello all'aceto, una cipolla stufata, una crema di cipolle e un'essenza di cipolla che è data da un'estrazione della cipolla con l'uvetta e poi del moscato dei Coliogani. Tutto questo viene rifinito poi con un pinolo tostato, al quale andremo ad aggiungere poi, per rendere ancora più carina la nostra gallina, quindi a rendere anche l'aspetto visivo del piatto molto più bello, del radicchio tondo che viene sbollentato in acqua e aceto, poi conservato in olio, dove anche qui ci sarà una componente acetica che darà molto gusto al piatto, e per finire con qualche piccolo germoglio di rucola. Questa è la nostra insalata di gallina, che sarà l'antipasto del nostro menù da sport per quanto riguarda il menù di Natale da portare a casa ai nostri clienti. Sarà un Natale diverso, però grazie ai tuoi piatti potrà essere ancora un bel Natale. Sarà un Natale sicuramente diverso, ma non deve essere senza sorriso, perché il sorriso, anche se non ci siamo fisicamente, arriverà comunque a tavola. Tanti auguri di buon Natale e di buone feste, anche a te soprattutto Luigi, e grazie che ci hai invitato.